un messaggio forte e chiaro, un ultimatum, perché oltre a questo noi non possiamo andare. Siamo pronti a dimetterci. Dal palco di Milano l'eco dei primi cittadini contro il governo e il patto di stabilità. Ci sono anche i sindaci veneti e veneziani nella marcia degli oltre 1000 amministratori organizzata dall'Anci e il capofila regionale è proprio il numero 1 di Ca' Farsetti che sfila con gli altri sindaci dei capoluoghi. Fascia al petto, quella fascia che a breve potrebbero lasciare sul tavolo delle loro giunte. Lo conferma lo stesso Orsoni nel suo viaggio di ritorno da Milano a Venezia. Se al Senato, cioè se alla definitiva approvazione, il testo dovesse essere quello che stanno adesso approvando alla Camera, non avremmo molte scelte. I sindaci tornano in strada, anche dalle province venete, delegazioni rabbiose, esigono che le regole del patto di stabilità vengano cambiate perché ora come ora rimangono bloccati fondi che garantirebbero ai cittadini servizi ed opere e chiedono a forza che il patto non venga allargato ai piccoli comuni, quelli tra 1.000 e 5.000 abitanti, come dovrebbe avvenire dal 1 gennaio 2013. È una situazione veramente drammatica per l'attualità ma drammatica anche per il futuro, per il prossimo anno. I tagli che sono stati previsti in maniera lineare ci metteranno tutti in ginocchio. Marciano i sindaci e il governo li riceve. A parlare alla delegazione però non c'è Mario Monti, ma il ministro per i rapporti con il Parlamento Giarda, un altro schiaffo mal digerito. Certamente avere un'interlocuzione diretta con chi fosse in grado di darsi delle risposte immediate sarebbe stato più auspicabile. Giarda promette di riferire a Monti le richieste dei sindaci, in attesa ancora una volta di risposte che non arrivano. Quello che forse non è del tutto chiaro è che non solo il governo non ha accolto le nostre richieste, ma non ci ha neanche risposto. Nel frattempo, il 29 novembre, l'ufficio di presidenza dell'Anci deciderà tempi e modi della dimissione in massa dei sindaci. Il solco ormai è tracciato, ma i primi cittadini non tornano indietro, perché il futuro, se la situazione non cambierà subito, sarà nerissimo. Per il 2013 ci si deve aspettare che tutti i bilanci dei comuni nella stragrande maggioranza non saranno più in equilibrio.